Sesta corsa, premio Drava. Cavalli di 5-6 anni sono in 10 al via: 1 Zigolo VGL, Roberto Andraghetti; 2 Zolfo degli Ulivi, Antonio Di Nardo; 3 Zecora Joy, Edoardo Baldi; 4 Varadero, Salvatore Valentino; 5 Zanzibar B, Andrea Farolfi; 6 Zaidan Best, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata; in seconda fila 7 Zarcavans, Giuseppe Prestipino; 8 Zagreb Trio, Marco Stefani; 9 Vittoria Mark, Maurizio Cheli; 10 Zoo, GMG, Nicola Bortolotti. Tutta rete la prima fila. Veloce al largo Zaidan Best, cerca di sorprendere tutti, ma gli rientrano sia Zigolo VGL sia Zolfo degli Numero Ulivi. 3, Zegora Joy, Molto veloce squalificato. Zigolo VGL, che con l'1 prende ottima partenza e rimane al comando davanti a Zolfo degli Ulivi, che si accoda secondo, mentre Numero partita 6, benissimo dalla Zaidan seconda Best, fila Vittoria Mark, squalificato. che coglie la terza posizione alla corda davanti a Zarcavans, mentre è rimasto di fuori scoperto Varadero, che ora avanza al largo. Zigolo VGL insolitamente al comando, oggi si è messo subito in moto. Il figlio di SJ Photo arriva ai 400 in 30 secco, Varadero al suo esterno, poi seconda la corda Zolfo degli Ulivi davanti a Vittoria Mark, poi vediamo Zarcavans, questo è il treno interno. Tanto arriviamo ai 600 in 46,2, con sempre in vantaggio l'allievo di Roberto Andraghetti. Varadero scoperto all'esterno con in schiena Zanzibar B, poi all'esterno anche Zagreb Trio. Tanto Zigolo VGL arriva al giro in 1,17, 15,5 la frazione qui davanti alle tribune, sempre all'esterno il Sauro Varadero con in schiena Zanzibar B alla corda, Zolfo degli Ulivi a precedere Vittoria Mark e Zarcavans. Arriviamo al chilometro passato dal figlio di SJ Photo in 1,17,3. Sempre Varadero all'esterno, seconda la corda Zolfo degli Ulivi con Antonio Di Nardo, poi Vittoria Mark, Zanzibar B all'esterno richiesta. Siamo a 450 metri dalla conclusione, ancora Zigolo VGL, padrone della situazione, Varadero ancora stoicamente al suo esterno ai fianchi di Zolfo degli Ulivi, poi Vittoria Mark, 250 metri alla conclusione, Zigolo VGL in vantaggio su Zolfo degli Ulivi, perde qualche battuta Varadero, ultima curva passata in 14,6, retta d'arrivo in vantaggio Zigolo VGL che deve fronteggiare l'attacco interno di Zolfo degli Ulivi, ma Zigolo VGL oggi l'ha presa dritta, è veramente molto bene, viene a vincere su Zolfo degli Ulivi, ancora buon terzo Varadero, 1,15 secco la media al chilometro per il portacolori della scuderia Mart, il training di Lorenzo Baldi, la guida di Roberto Andraghetti. Oggi ha colto veramente ottima partenza, ha trovato feeling Zigolo VGL col driver Ravennate e vediamo staccare ancora molto bene in retta d'arrivo. Secondo di posizione Zolfo degli Ulivi con Antonio Di Nardo, mentre terzo, nonostante il percorso esterno, è ancora Varadero.